Ciao caro tifante del Napoli, se ami veramente il Napoli con il cuore, lascia il tuo like su questo video e iscriviti subito a questo canale per rimanere sempre aggiornato sulle novità del Napoli. Forza Napoli! Non c'è stata partita, l'Inter batte 3-0 la Lazio e in finale affronterà il Napoli. Un atto finale che sostanzialmente annulla il format della Final Four. Infatti, curiosamente, a contendersi il trofeo sono finite la vincitrice dell'ultimo scudetto e la vincitrice dell'ultima Coppa Italia. La partita si giocherà lunedì 22 alle 20 nella splendida cornice del King Saud University Stadium di Riyadh. Simone Inzaghi, nel post-gara di Sport Mediaset, ha parlato anche della finale in programma lunedì. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni. Contro il Napoli sarà difficile, dobbiamo recuperare le energie. Non avevamo mai raggiunto la finale in 2 partite, ma questo è ciò che il calcio richiede in questo momento. Cercheremo di recuperare al meglio, ma stasera abbiamo fatto molto bene. In questi 2 giorni cercheremo di preparare al meglio la finale contro il Napoli. Mi è piaciuta molto tutta la squadra, ora lunedì dobbiamo fare un ultimo passo. Inzaghi ha poi deciso come prepararlo. Affronteremo il campione italiano. Un degno avversario che nell'ultima partita ha cambiato allenatore e anche sistema di gioco. Lo prepareremo al meglio, l'ho visto in televisione e lo rivedrò con molto piacere. Fate attenzione ad arrivare preparati, le parole dell'ex allenatore della Lazio in conferenza stampa. Al termine della partita è intervenuto anche Barella, ai microfoni di Sport Mediaset. Tra i temi trattati dal centrocampista della nazionale c'è anche l'imminente finale. Di seguito le sue parole sull'argomento. Vincere aiuta a vincere, e farlo in questo modo sicuramente aiuta. Siamo convinti di quello che facciamo, ma sicuramente abbiamo di fronte un avversario difficile come il Napoli, che magari ha avuto qualche difficoltà, ma che sicuramente rispetteremo con la consapevolezza di voler vincere il trofeo. Dichiarazioni che testimoniano la fame di trofei dell'Inter. Una vittoria dei nerazzurri consentirebbe a Inzaghi di balzare in cima alla classifica degli allenatori più vincenti della Supercoppa italiana, ottenendo 5 vittorie. A 4 si fermano i big come Capello e Lippi. Secondo te, tifoso del Napoli, sei d'accordo con Inzaghi? O no? Sei sicuro del titolo del Napoli? Voglio sapere la tua opinione qui nei commenti. Lasciate un like e iscrivetevi al canale. Forza Napoli!